È stato ripescato dal fiume Tergola a Vigonza, all'altezza del Lungargine sinistro, il corpo senza vita di Stefano Bocconcello, la cui scomparsa era stata denunciata dai familiari e ai carabinieri di Pionca di Vigonza il 24 gennaio. Il corpo non presenta segni di violenza. A recuperare il 58enne di Codivernarolo, frazione di Vigonza, che si era allontanato da casa, sono stati i vigili del fuoco di Abano e la salma è stata poi trasportata all'obitorio di Padova a disposizione del magistrato che farà eseguire l'autopsia. Si conclude così nel modo più tragico la vicenda del 58enne che si era allontanato il 23 gennaio dopo che decine di volontari della protezione civile, carabinieri e vigili del fuoco avevano ispezionato per giorni campi, fossati e rifugi improvvisati nelle campagne della zona. Anche le ricerche erano state sospese. La procura di Padova aveva aperto un fascicolo d'inchiesta senza indagati per poter proseguire le indagini. Quindi, in queste ore, l'epilogo con il tragico ritrovamento.